un appuntamento storico è stato definito questo. Beh, direi di sì, è l'occasione per dire che con oggi si parte. Si parte definendo un progetto per il 2014, un direttore che sarà carinziano, il dottor Platzer, a costi zero, e quindi si mettono insieme le buone pratiche su molti fronti: mobilità, sanità, turismo, cultura di Friuli, Venezia Giulia, Carinzia e Veneto. I fondi non sono molti, però state già lavorando con delle commissioni ad hoc. Lavoriamo con delle commissioni, ma soprattutto ci rivolgiamo in Europa, che è molto sensibile nel finanziare progettualità macro regionali. Noi siamo la macro regione, l'Euroregio senza confini, che ha le carte sicuramente tutte a posto per essere finanziata. Al di là della Carinzia ci sono già temi importanti fra Friuli, Venezia Giulia e Veneto. Parliamo di Electrolux, TAV, porti. Beh, la partita di Electrolux è quella che ci preoccupa di più in queste ore, e devo anche dire che la nostra sfida è la sfida del Friuli Venezia Giulia e viceversa. Vogliamo salvare questi posti di lavoro, vogliamo parlare con l'azienda, ma soprattutto vogliamo capire se il governo si decide a convocare il tavolo a Palazzo Chigi, perché governatori, azienda e parti sociali devono essere assolutamente sentiti e seguiti da Palazzo Chigi, quindi dal Presidente Letta. Invece si ha una svolta per quanto riguarda la vicenda CC, oggi si firma Veneto Sviluppo, ci sarà nuova liquidità per l'azienda. Beh, l'avevamo promessa una bella notizia. CC, con la delibera del Consiglio di amministrazione di oggi, ha di fatto l'impegno di Veneto Sviluppo per delle anticipazioni dell'IVA, il che vuol dire che farà partire un domino positivo rispetto alla compartecipazione delle banche su tutto il piano di risanamento. Io spero che questi 620 lavoratori inizino, visto che è una bella giornata, a vedere il sole dopo tanti giorni di pioggia e brutto tempo. Sta per partire proprio in queste ore, dalle informazioni che abbiamo, l'equipe medica che dal Veneto andrà direttamente in Cina, e lì ovviamente il professor Cariolaro sarà trasportato seguito da medici, anestesisti e personale del mondo della sanità del Veneto per riuscire a portarlo alla neurochirurgia in Padova. Allora, possiamo parlare invece proprio dei treni, di questa questione del corridoio 5, la TAV. Beh, in Veneto c'è una certezza, avevamo ereditato una decisione del 2006 che prevedeva un tracciato litoraneo. Abbiamo fatto una delibera che dice che il tracciato da seguire sia quello complanare alla vecchia ferrovia, ovviamente con tutte le mitigazioni rispetto all'attraversamento dei centri abitati. Questo è il nostro punto di partenza e anche di arrivo. Adesso io spero che si progetti in tal senso. Fino a Friuli, Venezia Giulia poi ha deciso di collegarsi a quella veneta secondo una vecchia progettualità, immagino che sia confermata fino in fondo, che è quella della complanarietà all'autostrada A4, il che è possibile e quindi ci permette di realizzare definitivamente la TAV o alta capacità, alta velocità. Sulla specificazione di porti avete trovato un punto di incontro? Ma oggi non abbiamo parlato di porti, certo è che la coesistenza dei nostri due porti non ha nessun problema. C'è anche da dire che noi continuiamo con la nostra progettualità del porto offshore in quel di Venezia, visto e considerato che comunque Venezia è sempre più un hub importante dal punto di vista croceristico, ma soprattutto nel caso dell'offshore dal punto di vista commerciale. A Olmo di Martellago alcuni cittadini hanno riproposto il modello delle ronde, già stanotte hanno messo in fuga dei gente che... Beh, non c'è nulla di scandaloso, in quanto la Costituzione obbliga ogni cittadino a segnalare delle cose che non funzionano. Addirittura gli anglosassoni hanno messo in piedi anni or sono il neighbor watching, no? Il controllo del vicino. Penso che se poi ci sono dei volontari che non fanno arresti, non fanno identificazioni, non fanno fermi, ma si limitano a segnalare quello che vedono che non funziona, non fanno altro che un'opera di alta di valenza civica, ed è bene che nessuno si scandalizzi per questo. Poi le forze dell'ordine sono loro deputate a mantenere l'ordine pubblico e a tutelare la sicurezza dei cittadini. Crede che ci sia una riconoscenza di questi episodi di assalti nelle abitazioni, furti, al di là della crisi, la presenza, diciamo, soprattutto straniera? La recrudescenza c'è e i dati ce lo dicono. Non è un problema di mancanza di addetti ai lavori nelle forze di polizia, è un problema di leggi, perché questi signori vanno puniti per bene. La verità è che un ladruncolo, un ladro, definitelo come volete, che entra in una casa a rubare, molto difficilmente va in galera in questo paese. E i tecnici ci dicono che quando una persona viene pizzicata a rubare, minimo l'ha fatto 10 volte prima senza mai aver avuto problemi con la giustizia. Bisogna inasprire le pene, non chiudere le carceri, non fare gli indulti e fare nuove carceri e lasciarli in galera. Basterebbe applicare le leggi. Beh, è anche vero che il Parlamento potrebbe anche darsi un bel colpo di reni e fare leggi molto più incisive.
Anche questa mattina parlavo, la giornata del femminicidio, e parlavo con una persona che ha avuto sta seguendo una persona che ha avuto una gravissima aggressione, dopo 4 mesi è ancora in ospedale, e devo dire che la preoccupazione poi in generale è di leggi che comunque non sono così incisive da permettere a persone che vanno a patteggiare, che hanno riscontro della pena, che hanno buona condotta, che alla fine fanno un giro del palo e tornano a casa.